Braccio di ferro sul Tribunale della Pedemontana promosso dal governo e bocciato dagli avvocati. Disagi e colonne in Val Brenta, situazione ingestibile ai paesi della valle assediati dal traffico. Pioggia di multe dai velox del costo, sindaci dell'Altopiano uniti dicono colpiti solo i nostri cittadini. Chiude le indagini sulla morte di Miriam Ciobanu, il suo investitore era ubriaco e andava a 160 all'ora. Momenti di tensione al San Bastiano, uomo da incandescenza al pronto soccorso e minaccia di uccidersi. Anziano colpito da malore mentre lavora dietro casa è stato salvato dai suoi cani da caccia. Tornano in azione i lupi, sbranato un puledro in una malga ai piedi dell'Issara ad Enego. Litiga al bar e torna armato di un coltello, 39enne denunciato a Gazzo Padovano. Cade nel vuoto e perde la vita, incidente mortale nella cava di Torreselle di Piombino Dese. Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. Avete sentito braccio di ferro sul Tribunale della Pedemontana, promosso dal governo e bocciato dagli avvocati di Vicenza e Padova. Tribunale sì, tribunale no. Il Palazzo di Giustizia della Pedemontana incassa altri punti dopo l'incontro del sottosegretario Andrea Ostellari con gli ordini professionali. Porta a casa una promozione da parte del ministro della Giustizia Carlo Nordio e causa una levata di scudi da parte degli avvocati vicentini, padovani e di Treviso. Ma andiamo con ordine. Qualche giorno fa il ministro Nordio ha risposto a un'interrogazione del senatore Antonio De Poli sul tema del Tribunale di Bassano con queste testuali parole. La creazione del nuovo ufficio giudiziario viene pienamente sostenuta dal governo, in quanto coerente con l'obiettivo di conciliare l'efficienza del sistema giudiziario e la razionalizzazione delle risorse disponibili in funzione dei carichi di lavoro con la doverosa risposta di giustizia di prossimità che lo Stato deve garantire. Insomma, se non è una conferma questa, poco ci manca, anche perché il percorso dovrà avvenire tramite il Parlamento. Ma per una promozione arriva anche una bocciatura da parte dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, Padova e Treviso. E proprio a Vicenza si è costituito un comitato a difesa di una giustizia di qualità. Ne fanno parte esponenti dell'avvocatura berica come gli avvocati Gaetano Crisafi, che del gruppo è anche presidente fino all'assemblea, Alessandra Capuano Branca, Enrico Ambrosetti, Paola Dalprà, Lino Roetta, Cristina Zanini e Simone Veronese. Nel mirino del comitato c'è la necessità di sensibilizzare con ogni mezzo l'opinione pubblica sull'assoluta inopportunità di depotenziare le già ridotte risorse del Tribunale di Vicenza a vantaggio dell'anacronistico progetto del Tribunale della Pedemontana. Una nota emessa dal gruppo di avvocati sottolinea come la scelta di ridurre i magistrati a Vicenza per collocare personale nel nuovo tribunale vada contro l'esigenza di una giustizia di qualità e a vantaggio di una sorpassata necessità di vicinanza del Palazzo di Giustizia. Una risposta a questo tema l'aveva però già data il sottosegretario Ostellari a Bassano, dicendo questo. È legittima la loro preoccupazione, è una preoccupazione che abbiamo anche noi, ma la dobbiamo superare attraverso la volontà politica che dobbiamo registrare, positiva di questo nostro governo, di questa nostra maggioranza, capace quindi di rilanciare il Paese. Come? Attraverso quindi l'investimento che deve riguardare personale, ma deve riguardare anche la capacità di rimettere al centro il cittadino, i suoi bisogni e la giustizia. E continua il disagio lungo la trafficatissima statale 47 Valsugana dopo l'avvio del cantiere tra Solagna e Val Brenta. Valsugana, che passione, una vera sofferenza per i conducenti di auto e mezzi pesanti che arrivando da nord all'altezza del ponte di Campolongo tra Val Brenta e Solagna si trovano costretti a voltare verso la provinciale interna campesana. E siccome siamo in Italia c'è anche chi ha ben pensato di non rispettare il divieto di transito, andando con il tir a bloccare per ore la già trafficatissima SS47, trovandosi costretto a tornare indietro. Beh, potete ben immaginare un camion che fa manovre per girarsi su una strada. Questo aggiunge disagio al disagio, perché per noi evidentemente il disagio è tanto. Come ha detto ben lei,
sono anche interventi che erano necessari. Nel caso di specie noi siamo un po' la vittima sacrificale perché l'intervento è tra la statale 47 e la strada provinciale, però gli effetti negativi incombono evidentemente sul comune di Valbrenta. Adesso abbiamo chiesto comunque di poter avere un incontro per cercare di contribuire con qualche miglioramento che renda un po' il traffico più fluido. Ma una volta che i mezzi girano verso la Campesana, i disagi non terminano. Sono i disagi in entrata, tant'è che noi cercheremo già oggi di modificare un po' l'aiuola che di fatto è già stata devastata, in modo di rendere più fluido il traffico. Con la provincia e con l'ANAS si sta ragionando di dare la precedenza a questa via alternativa e quindi rallentare, o meglio mettere degli stop da nord e da sud in modo che si fluidifichi. E in vista dell'ormai prossima estate, il flusso del traffico, che oggi conta il transito di almeno 27.000 veicoli al giorno, verrà almeno raddoppiato. La situazione rischia di diventare ingestibile, dice Ferrazzoli. È importante, alla luce di questo, fare presto nel trovare soluzioni che siano, non dico radicali, ma che consentano di fluidificare il traffico in maniera definitiva. Sindaci dell'Altopiano uniti contro i velox del costo. Ad alcuni sono arrivate addirittura 8-10 multe per lo sforamento di 3 o 4 chilometri rispetto ai 70 chilometri orari su una strada fluida, di fluidità anche di traffico dal punto di vista viabilistico, e che non può avere dei limiti così serrati che vanno ad incidere solo sugli automobilisti e non sui motociclisti. La strada del costo fa strage di patenti e punti, ma tutti dei residenti dell'altopiano dei 7 comuni che la utilizzano ogni giorno per andare a lavorare nei paesi del fondovalle. E l'obiettivo per cui sono stati posizionati nuovi velox, ovvero una maggior sicurezza del tratto utilizzato troppo spesso come una pista per moto di grossa cilindrata, va a farsi benedire. L'appello arriva dai sindaci dell'Altopiano che hanno già contattato il nuovo presidente della provincia, perché la strada è di competenza provinciale, e la prefettura per segnalare il problema. La testimonianza vera è quella che sabato scorso su Costo correvano i motociclisti assolutamente indifferenti ed indisturbati, perché ci viene riferito che questi sistemi di rilevamento non riescono a leggere le targhe delle motociclette. Quindi siamo di fronte a una situazione veramente paradossale che non pone rimedio al problema della sicurezza su quella strada, anzi crea problemi ai molti pendolari. Proprio sui pendolari sta arrivando in questi giorni una pioggia di sanzioni. Ricordiamo che noi abbiamo centinaia di persone che ogni giorno scendono dalla montagna alla pianura per esigenze lavorative, quindi non possiamo pensare che per esigenze presunte di sicurezza legate alle scorribande di motociclisti possano rimettercene cittadini onesti che rispettano il codice della strada e che usufruiscono di questa arteria, che è un'arteria importante per poter lavorare, per portarsi a casa uno stipendio. Il sindaco di Asiago pone l'accento sui rischi che una politica simile potrebbe portare alla montagna altopianese, già alle prese con la piaga dello spopolamento. Che questa gente che dopo la necessità di sobbarcarsi questo percorso in pianura potrebbe anche decidere dall'oggi al domani di trasferirsi a vivere in pianura. Cioè non possiamo penalizzare la montagna con sistemi vessatori quali quelli che sono stati installati recentemente. E vi ricordo il cartello del nostro TG Linea Aperta di questa settimana, che si occupa di strade dissestate, buie o buche sull'asfalto, quindi mandateci delle foto, mandateci dei video o scriveteci ai numeri che state vedendo in sovraimpressione. Parliamo ora della tragedia di Miran Ciobanu, travolta ed uccisa a Pieve del Grappa la notte di Halloween del 2022. Chiuse le indagini, il 23enne alla guida dell'auto, che sfrecciava quasi a 160 km all'ora, aveva bevuto ed era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e si va verso il rinvio a giudizio. L'impatto devastante, un volo di un'ottantina di metri, travolta ed uccisa Miran Ciobanu, 22 anni, un incidente che aveva sconvolto la comunità intera. La giovane stava tornando a casa a piedi nel cuore della notte, si trovava probabilmente nei pressi della linea di Mezzeria quando è stata falciata dall'auto. Ora la procura ha chiuso le indagini preliminari. L'investitore Alessandro Giovanardi, 23 anni, sfrecciava a 158 km orari. Un missile che non ha lasciato scampo alla ragazza. L'automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dalla violazione di plurime norme di circolazione.
In particolare è stata contestata una velocità eccessiva, stimata dal perito in 158 km/h in un tratto in cui vigeva il limite dei 60 km/h, e per di più in ora notturna, e su tratto non illuminato. È stata anche contestata la violazione della normativa per quanto riguarda l'assunzione di alcol e l'assunzione di cannabinoidi. Miriam quella notte tra il 31 ottobre e il 1 di novembre aveva discusso con il fidanzato ed aveva deciso di rientrare nella sua abitazione a piedi. La tragedia lungo via Vittorio Veneto alle prime luci dell'alba. Il dolore della famiglia di Miriam, lo shock degli amici. Il 23enne aveva un tasso alcolemico di 1,33 ed è risultato sotto l'effetto di cannabinoidi. La Marca rimane una delle province dove si registrano più incidenti stradali, anche mortali. Sicuramente, come ho già detto in altre occasioni, è una delle più grosse piaghe sociali del Trevigiano questa. L'appello rimane sempre lo stesso, quello di mettersi alla guida con responsabilità, rispettando le norme del codice della strada. Ovviamente sì, però evidentemente chi lo fa pensa che a lui non possa succedere, ma può succedere a tutti. E abbiamo raggiunto al telefono la mamma di Miriam Ciobanu. Assolutamente come la prima volta, per me il pensiero resta lo stesso in merito. Resta lo stesso. E anche nei riguardi di Alessandro. Dispiaciuta, so che poi la legge farà il suo corso, purtroppo ha sbagliato, ma il mio pensiero personale resta lo stesso. Come allora senza rancore, capace di perdonare chi le portò via la figlia a soli 22 anni. Laconica e lapidaria, chiusa in un dolore che non si può neanche descrivere. Non si sbilancia Adriana Ciobanu, la mamma di Miriam, la giovane travolta da un'auto e uccisa all'alba del 1 novembre scorso mentre rincasava a piedi. Chiuse le indagini con la conferma dell'assunzione di droga e alcol e l'alta velocità sostenuta dal 23enne di San Zenone degli Ezzelini alla guida del mezzo che la investì resta una piaga incolmabile, inaccettabile, che non si rimarginerà mai più. E il pensiero di questa donna corre nel senso alto della pietas anche alla famiglia dell'investitore. Anche perché dice nulla potrà ridarle indietro Miriam. Assolutamente no. E sicuramente si trova anche un'altra famiglia distrutta. Non solo la nostra, ma anche la loro. C'è rabbia da parte sua? Assolutamente no. Assolutamente no. Non c'è stata né subito né adesso a distanza di 6 mesi. E ci spostiamo a Borso del Grappa con un anziano colpito da malore mentre lavorava dietro casa. È stato salvato dai suoi cani da caccia. Al campanello di casa in via Appo Castello a Borso del Grappa oggi non risponde nessuno. Si sente soltanto l'abbaiare dei cani. Sono i cani da caccia di Pietro Fabian, il 76enne che questa mattina è stato salvato proprio dai suoi amici a quattro zampe. Sono agitati, cercano il loro padrone che però è in ospedale. Tutto è successo in pochi minuti questa mattina. L'anziano stava lavorando dietro casa da solo quando è stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto cadere a terra. I cani si sono accorti che qualcosa non andava e hanno iniziato ad abbaiare, attirando così l'attenzione della moglie. Era in cucina lei e lui era di dietro perché hanno la riva di dietro e sente i cani abbaiare ed è andata a vedere, guarda, è andata a vedere e l'ho visto per terra. E non so se è caduto, se è venuto qualcosa e adesso lei è all'ospedale. Se no non andava di dietro subito lei. Ha sentito i cani abbaiare e è andata giù e l'ha trovato per terra. La donna ha chiamato subito il 118 e sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM di Crespano. Dopo le prime cure, Pietro Fabian è stato portato in pronto soccorso a Castelfranco Veneto. Qui le sue condizioni sono migliorate. Il 76enne si sta lentamente riprendendo e questo grazie ai suoi 2 cani che di fatto gli hanno salvato la vita. Un risvolto molto positivo grazie a questo affiatamento, a questa particolare passione per gli animali, dove è veramente una simbiosi tra Pietro e i suoi cani oggi hanno veramente dimostrato quanto sia importante questo legame e gli hanno salvato la vita. Un legame, quello tra Pietro e i suoi cani da caccia, che da oggi ha un valore ancora più intimo e profondo. E tornano in azione i lupi in altopiano, è stato preso di mira un allevamento di cavalli. Tornano in azione i lupi e stavolta a farne le spese è un allevamento di cavalli a Enego.
La predazione è avvenuta l'altra notte nella zona di Malgalambara, alle pendici del Monte Lisser, dove vengono allevati in libertà cavalli di razza norica. I selvatici hanno preso di mira Maciste, un puledro di poco meno di 3 mesi, ma già dalla stazza importante. I cavalli di razza norica infatti raggiungono il peso di 1 tonnellata da adulti e Maciste era destinato a diventare un esemplare di grande bellezza. Il puledro è stato però separato dalla mamma e dagli altri cavalli dai lupi che, secondo le prime informazioni, avrebbero agito in branco allontanandolo dalla malga. Il custode usciva infatti ogni 2 ore per controllare la situazione, sapendo della presenza di predatori in zona. Purtroppo anche questi accorgimenti non sono serviti a salvare il piccolo, che è stato parzialmente divorato. I proprietari l'hanno trovato ancora vivo e in preda a terribili sofferenze, con il posteriore distrutto dai morsi. L'animale è stato soppresso per evitargli altro dolore. Non sarebbe stato possibile salvarlo in quelle condizioni. Una delle cavalle presenti in zona ha inoltre abortito per lo stress e la paura e ora gli allevatori, come tutti i rappresentanti della categoria in altopiano, temono che la stagione in arrivo porti un numero mai visto di predazioni verso equini, bovini e ovini presenti nelle malghe del comprensorio. Momenti di tensione all'ospedale di Bassano. Sentite. Dà in escandescenza il pronto soccorso del San Bassiano, armato di coltello, minaccia di farla finita. Scatta l'allarme e arrivano in via dei Lotti gli agenti del commissariato di polizia di Bassano in supporto al personale in servizio nel posto di polizia del nosocomio. Momenti di tensione, con non poca fatica le forze dell'ordine hanno cercato di calmare l'individuo, un 46enne che in forte stato d'agitazione teneva la lama del coltello appoggiata sull'avambraccio, minacciando di togliersi la vita, riferendo di essere in preda a un attacco di panico. Solo la vista del taser estratto da uno dei poliziotti ha fatto resistere l'uomo, che ha consegnato a loro l'arma. Per lui è scattata la denuncia per interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di oggetti atti a offendere. Ed è partita oggi la raccolta firme della CGIL per la sanità. Liste di attesa infinite, carichi di lavoro pesantissimi per chi lavora all'interno degli ospedali e dei servizi territoriali, medici che mancano a partire dai medici di medicina generale, ma nei pronti soccorsi e nei reparti. Noi da tempo chiediamo risorse vere, investimenti veri e una valorizzazione del personale, perché altrimenti la sanità rischia veramente di collassare. Per tutte queste ragioni la CGIL ha avviato una raccolta firme per chiedere alla Regione Veneto un piano straordinario di assunzioni nella sanità pubblica. La salute non è una merce, la salute è un diritto, questo è lo slogan della campagna partita questa mattina da Tiene. Sono anni che denunciamo tagli indiscriminati ai servizi, che denunciamo scarsa attenzione al personale e insufficienti assunzioni. Ormai l'acqua tocca la gola e quindi per noi è diventato fondamentale che la Regione si faccia finalmente parte attiva a livello nazionale, perché vengano fatti investimenti veri per la sanità pubblica e vengano sbloccate le assunzioni anche negli enti locali. Ed è stata donata alla quinta elementare di Cismonte il Grappa una copia della Costituzione italiana. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sì! Lezione speciale di educazione civica a Valbrenta, alla primaria di Cismonte del Grappa, dove agli studenti e alle studentesse della classe quinta è stata consegnata una copia della Costituzione italiana, donata ai giovanissimi da un imprenditore sempre molto vicino al mondo della scuola. Un modo per accompagnare ragazze e ragazzi nel loro cammino di crescita nella nostra società. Un segnale in questo momento di passaggio, la fine del primo ciclo, del ciclo primario, è un momento importante che appunto prevede anche una crescita come cittadini, come piccoli cittadini che incominciano a prendere coscienza dei propri diritti e dei propri doveri. E proprio loro, gli uomini e le donne di domani, hanno le idee ben chiare sul senso della Costituzione. La Costituzione è la legge fondamentale del nostro Stato. Comprende varie leggi che rispettano la famiglia, il lavoro, su cui è basata l'Italia. L'articolo 34 dice che la scuola è aperta a tutti ed è gratuita. Articolo 9 è un articolo su cui avete lavorato tanto. Ma cosa dice questo articolo? Questo articolo dice della sostenibilità, sul rispetto della terra, del non inquinare, di avere rispetto del mondo. E tutti noi
nel corso di questi anni abbiamo avuto a che fare con molti progetti che parlavano della natura. E Fiorenzo Rigoni è stato riconfermato alla guida del consorzio Asiago DOP. Il consorzio Tutela Formaggio Asiago sceglie all'unanimità Fiorenzo Rigoni come presidente. Asiaghese, delegato del caseificio Pennar, Fiorenzo Rigoni condurrà anche nel prossimo quadriennio il consorzio di tutela che riunisce 35 caseifici produttori e 6 aziende di stagionatura dell'Asiago DOP. Insieme a lui è stato riconfermato vicepresidente Fabio Finco dell'azienda casearia Monti Trentini di Grigno, mentre continua a crescere la presenza femminile in consiglio con l'ingresso assieme alla malghese Lorella Frigo anche di Barbara Dal Pozzolo. Ora vediamo altre notizie in breve. A Gallio si è tenuta la consegna delle borse di studio per l'anno accademico 2021-2022 intitolate alla memoria di Antonio Pertile e Sonia Sartori. Sono stati premiati i neolaureati gli studenti meritevoli di Gallio iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e all'università. A Romano De Zelino 250 ultra 65enni si sono dati appuntamento per la Festa dei Valori nella tensostruttura degli impianti sportivi di San Giacomo. A servirli i ragazzi dai 15 ai 18 anni per un pranzo che è diventato un incontro fra generazioni. A Breganze si è parlato della flavescenza dorata della vite, una malattia fitosanitaria in aumento negli ultimi anni che sta mettendo a dura prova l'agricoltura del Vicentino. Molte viti vengono estirpate per questo male, gli addetti ai lavori si sono confrontati sui nuovi protocolli di gestione. Dramma nel pomeriggio a Torreselle di Piombino Dese, dove all'interno di una cava di lavorazione di inerti in via Piave si è verificato un infortunio mortale sul lavoro. Poche informazioni al momento. La vittima è un operaio 56enne di Cittadella, Pio Giaretta, impiantista che sarebbe caduto nella cava battendo violentemente la testa. Sul posto il su M118 di Padova che ha constatato il decesso e i tecnici dello Spisal per i rilievi. Va al bar armato di coltello, denunciato un 39enne. Litiga e si presenta al bar con un coltello minacciando nuovamente la persona con cui aveva avuto il diverbio. Un 39enne di Grantorto è stato bloccato dai carabinieri e denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. La lite è avvenuta in un bar di Gazzo. La pattuglia dei carabinieri ha notato l'uomo in evidente stato di agitazione per l'abuso di alcol e armato di coltello. Dopo aver più volte chiesto al 39enne di posare l'arma, i militari hanno estratto il taser e così l'uomo intimorito ha appoggiato il coltello con una lama lunga 20 centimetri che è stata poi sequestrato dai carabinieri. Focus questa sera a partire dalle 21:15. Ospiti saranno Anna Maria Bigon, Elena Donazzan, Luca Spavanetto, Paola Roma, Michele Toaldo, Andrea Zanoni. Ora diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di domani. Ringrazio tutti voi di essere stati in nostra compagnia. A domani.